Vagno tutto allo posto, qua è Morpheus. Allora, oggi vi spiego due cose, zeccano. Prima di tutto, perché sto parlando in dialetto? Perché ultimamente YouTube, quando si dicono le cose un poco più strane, più pericolose, che magari possono far diventare più intelligente una persona, zecca ti censurano tutte cose, capì? Quindi siamo costretti a parlare in dialetto. Non me ne vogliate, se no ci facete in culo. Detto questo, passiamo innanzi. La seconda cosa è che oggi c'è un'altra questione di pinnola blu o pinnola rossa. La scorsa volta abbiamo visto la provenienza proprio antica del modo di dire lo piccione di Mamda, lo pesce di Mamda e tutte queste cose qua simpatiche, insomma. Quindi ci vuole imparare in una cosa riguardo a questa cosa. Ci sono su YouTube e cercato lo piccione di Mamda, va bene? Detto questo, oggi invece mi parla della passione di Cristo e praticamente di tutte le credenze religiose, soprattutto cattoliche e cristiane, che poi maggior parte delle cristiane non ci sa la differenza tra cattolicesimo e cristianesimo, ma questo è un altro punto che non ci interessa oggi. Allora, una cosa che dici, ci sia uno, tu che stai sentendo, mo, ci sia uno di quelli che crede a spada tratta che Gesù sopra la croce, poi a Pasqua, insomma, rinasce, resuscita, tutte queste cose qua, non te lo sente. Proprio chiudi tutte cose, chiudi il computer e va a confessate, va bene? Ci sia uno che invece ogni tanto va in chiesa e si dà l'augurio, buona Pasqua, buon Natale, buona pizza, tutte queste cose qua, insomma, però ogni tanto fra sé e sé ti viene da pensare, dici, ma che cazzo stai facendo? Ma questo è tutto sta cosa strana, che questo mangia il mio corpo, bevi il vino, ma che cazzo è? Oggi sì un tipo di cui rivananze, perché comunque la pillola rossa ti aiuterà a capire molto di più di quello che è ste video dalla mattina alla sera. Intra e fuori le chiese. Intra e fuori dalle catechisme e tutte queste cose. Ci sia uno invece che non te ne fotte un cazzo, che guerrite soltanto e dice pochi un bello doppiaggio di guide, così pieghi la pinnola blu e scatta in culo e te ne puoi scendere. Oh, stabilite queste cose, potremmo innanzi. Allora, innanzitutto lo sole sarebbe praticamente Gesù, Cristo. Lo sole non rappresenta altro che praticamente la persona di Gesù Cristo. Tu dici, perché? Qua va fatto vedere, vedi, c'è un'immagine degli egiziani, la piramide, gli geroglifici e tutte queste cose belle, insomma, non c'è centro negli egiziani. Beh, gli egiziani c'entrano e centrone, perché il dio degli egiziani del sole era chiamato Horus, va bene? E stu Horus, Horus, cioè informatevi, era praticamente il sole. Allora, quanta step face lo sole prima che se ne vai dinanzi alle cucchiune e diventa sera di nuovo? Sono 12, no? Anche perché noi contiamo l'ora, 12 ore di sole e 12 ore di notte. Allora, che succede? In pratica, su Horus è non nient'altro che lo sole, quando nasce lo sole e quando muore lo sole. Questa croce qua, la croce che la troverete in qualsiasi chiesa, ma soprattutto questa qua è una croce celtica che stai vedete. E tu dici questa è la croce? No, non è niente, questa qua è solamente una croce che ti stabilizza praticamente le stagioni dell'anno. L'inverno, l'estate, l'autunno e la primavera. Va bene? Pure ci detto questo ordine di pizza, comunque qui ci sono le quattro stagioni. Avete capito sta cosa? Quindi sta croce qua in realtà significa quattro stagioni. Questa è una moneta antichissima dove appunto stava una croce. Questo per esempio è un antichissimo incisione sumera dove sta appunto sta croce con le ali. E vi ricordo pure, questa qua si parla di 3, 2000, 3000 a.C. Stava già sta cazzo di croce. Con le ali di fianco. Infatti poi l'ho trovato pure Horus, che è appunto tiene le ali pure Horus, no? Perché vola nel cielo, ovvio, lo sole vola no? In cielo. Vedete lo sole con un K a contrasto pare che faccia delle croci? E qui era lo simbolismo dello sole, va? Questo lo sole che forma una croce. Ce lo vede, non in faccia così, ma ti mette in una cosa non se lo vecchia. E qui era lo simbolo dello sole, non è nient'altro che qui, insomma. Ci faccio lo sole. Lo sole faccio dalla vita, no? E dello nostro Salvatore, perché se lo sole non ci esse, noi ci facciamo un culo tra 3 settimane. Se lo sole non ci esse per 3 settimane, qua sopra la terra non si capisce più niente.
a parte che si morde freddo, però ovviamente perdiamo il controllo di tutte cose, la natura e tutto il resto, quindi lo sole ovviamente è lo salvatore. Qua ti faccio vedere questi quattro gentiluomini qua, che sono appunto qui hanno scritto i quattro Vangeli. Qui ci sono quattro Vangeli, qui ci sono quattro stagioni. È sempre la stessa storia, sono solamente le stagioni dell'anno, sono quattro Vangeli. Quanti sono gli apostoli? 12. E quanti sono i mesi? 12. Qua arredo la croce, ti faccio vedere le quattro stagioni, vedi? L'estate, l'inverno, l'autunno, la primavera. E questo l'abbiamo capito, ma potremmo cenarsi. E qua ti faccio vedere, questi sono qui dove ho scritto le quattro Vangeli, che appunto sono le quattro stagioni. Qua addirittura c'è una Bibbia con lo segno proprio dell'antica croce che divideva praticamente le stagioni. Ora, qua che succede? Sì, i quattro stadi no, della Terra. Qua vedete lo sole al centro e qui che succede? Praticamente winter sarebbe l'inverno, spring sarebbe la primavera, summer sarebbe l'estate e l'autumn qua sarebbe l'autunno ovviamente, no? Questi sono antichissimi incisioni in faccia le rocce proprio, qua si parla chissà di quanta cazzata di tempo fa, insomma. Quindi questi sono antichissimi simboli che poi la Chiesa ha pigliato a cazzo sua e ha costruito questa storia fantastica di sto Gesù che muore sotto la croce e poi rinasce e risuscita a Pasqua, no? Ma mo capiremo pure perché succede tutta questa cosa, perché dici, vabbè, ma che cazzo c'entra che uno muore a Pasqua? Ma che risuscita a Pasqua, eccetera, eccetera. Ma vediamo, non vi preoccupate. L'importante è che non mi cagate lo cazzo. Qua addirittura vedi sono le maglie, questi sono simboli della croce delle maglie, non ci vi ricordate? Ci sono tutte le maglie, vedi, assomiglia. E ovviamente mo ci spicciamo pure a un altro tipo di simbolo che avete già intravisto sicuramente, che tratta pure della seconda guerra mondiale. Mo vediamo, insomma. Perché pure qui ti dà un rubato a morire proprio, un sacco di simboli antichi, insomma, va. Che di originalità non ne tenevano. Erano a cagare solamente lo cazzo. Questo è un vecchissimo dipinto celtico e vedete che in alto da stava appunto una cosa a forma di croce che divide lo sole in quattro. Quindi lo sole è di Gesù in pratica, che si fa lo giro di tutti i 365 giorni, come lo faceva Horus per gli egiziani. E che succede? Quante sono le stazioni, per esempio, della Via Crucis? 12, ovvio. Perché le stazioni dello Sole sono 12. C'è due è nato a settembre, sente della Vergine. C'è nato, c'è saccio, a ottobre, sente della Bilancia. Lo Sole compare in ogni segno zodiacale, praticamente, per 12 volte. E mo se cade pure a capire, perché c'è un sacco di dipinti e controdipinti che trovate nel Vaticano, fuori dal Vaticano, in qualsiasi chiesa, redo l'Apostolo, redo la capo di Gesù e tutte queste cose, questo esempio cazzo di o aureola o ste proprio lo sole che arriva tutto l'anno. Qua sta ancora lo sole che forma la croce, qua se cade già a vedere che la croce poteva anche essere allungata da un certo punto, vedi? E se assomiglia veramente un sacco alla croce cristiana. Ovviamente con lo sole tutto lo gelo se ne va e la natura, che continua praticamente la natura a crescere, a creare un sacco di cose. E qua pure l'Europa, vedi, ha fatto sta croce, e pure la regina si porta praticamente lo stemma della croce. È una cosa antichissima, capite? Che solamente noi siamo coglioni e non sappiamo un cazzo. Qua potete vedere addirittura, a parte questo segno fascista qua, la svastica, che si portavano, un pizzarrone, e sto altro segno qua che appunto è un segno della croce celtica, che non significa altro che Quiro, però per qualche motivo se l'hanno pigliato questi pizzarroni qua, perché attaccato a sti simboli sta un sacco di potenza, ovvio che sta un sacco di potenza, tu obblighi lo sole, che è la cosa più intoccabile di sto mondo, cioè nessuno può mettere mano allo sole ovviamente, e la trasformi in un simbolo ovviamente poi travolgi qualsiasi altra cosa, no? Perché mo vi dimo, a Pasqua lo sole torna dalla vanna nostra e zecca comunque a essere importante per un sacco di persone, arriva l'estate, noi facciamo vacanza, tutte le frutte vengono fuori, mangiamo, potremo fare la conserva per l'inverno, tutte queste cose qua, è una cosa super forte. Davide visto prima che stava Gesù con lo sole di redo. Tanta potete pure tornare con lo video e vedere da in faccia che cazzo c'è scritto, ok?
Oh, fino a questo punto vi trovate a vedere sta cosa, e se dicite, ma io non ci sto a ridere, che cavolo, c'è facile in culo a stramuerto, non c'è fatto per ridere qua. È fatto in dialetto solamente che lo faccio capire e ci può capire sto cazzo di dialetto e magari può crescere un attimo intellettualmente, avete capito? Qui ci sono le sume, no, c'è che cazzo sono le babilonesi, lo dio si chiamava Shamash, e potete vedere che appunto sopra la collana qua tenevano la croce, lo stesso simbolo. Ed era un nono secolo avanti Cristo. Qua vedete sopra la destra un monaco che sta appunto innalza al cielo, praticamente lo segno sempre dello sole. Era venerazione solare si chiamava, veneravano il sole, un'antica venerazione pagana, che poi la chiesa ha pigliato in prestito, vedremo poi come. Questo qua, per esempio, voi non mi mettete a ridere, ma sto coccolo che porta sto monaco se lo facevano apposta perché significava che loro avevano il sole in testa, perché erano illuminati. Eh, si potevano fare pure un tatuaggio, quello capite qua in capo. Invece no, facevano un cerchio e tuttora ci incontrate con uno, quello cuppolino qua, o quello capite così, perché proviene da un rito pagano che tu dici, io sono illuminato perché tengo il sole in capo. Ok? A Cisterride mo è un coglione. Qua invece sono gli egiziani, potete vedere con lo sole stia a centro di tutte cose. Qua il redo è Gesù con lo sole di redo. Queste due cose rosse, queste tre cose rosse qua ovviamente di redo stavano oltre, che è appunto la divisione sì, delle stagioni. Oh, qua dice sun, è voi sapete tutti quanti che l'inglese non è che come lingua è nato dal nulla, ma l'inglese nasce praticamente dallo tedesco, dallo antico tedesco basso, a sotto fuori sta mezzo dialetto che poi è diventato inglese, ok? Quindi sun significa sole, ma si pronuncia alla stessa maniera di son, quindi sun e sun si pronuncia alla stessa maniera, significa sia sole che figlio. E infatti in quei tempi si diceva che Gesù era il figlio di Dio, ma era pure lo sole di Dio, no? E qua in vecchio inglese sun significa sun, appunto, te lo scrive qua, questo è un vocabolario di etimologia, un dizionario di etimologia. Poi sonne in tedesco ovviamente, che significa sole, e poi diciamo un'anse dal proto-indo-europeo, suen, che significa accendere, insomma, no accendere, illuminare, ecco. To shine, sì, illuminare, son. E poi anche sol, poi vediamo perché sol è importante, perché? Perché per noi sole, no? Stessa cosa. Ma in qualche maniera sta parola poi era anche, significava anche figlio. Allora, lasciamo innanzi e vediamo qua che succede. Perché lo sole di Dio, lo figlio di Dio ed è Cristo, ovviamente, no? È ovvio, Cristo era lo sole e infatti qua potete vedere questa splendida statua dove sta Idus steso sopra la croce e direi da Idus è lo sole. Vedete sempre i raggi di sole dal re della croce, vedete? E qui lo significato. Cristo non è nient'altro che praticamente lo sole. Qua vi faccio vedere arredo l'etimologia. Sunus, vedi, sun, san, son significa comunque figlio, sanscrito, sunus, in greco huios. Stiamo sempre da. Questa è una statua, non mi ricordo chi ce l'ha fatta, ma stai al Vaticano. E ste, credo sia la Vergine Maria, che sta in braccio come se sta allattano piccino, man mano tengono sole. Vi invito a scendere al Vaticano a vedere questa cazzo di struttura. Vabbè, c'hanno innanzi, qua sta la Vergine con Gesù Cristo, e Gesù Cristo tiene appunto lo segno dello sole in mano. Tiene sempre lo segno dello sole, che poi in qualche maniera lo chiamano appunto il corpo di Cristo, e vabbè, questa è un'altra storia. Però vi faccio ricordare che appunto l'ostia ed è pure a forma solare, è un cerchio, è un vecchio, antichissimo simbolo pagano che ha appunto la religione, non solo le cristiane, voglio dire, ma la religione cristiana lo ha preso in prestito, insomma. Anche perché tiene un valore enorme, cioè il ciclo della vita, se non c'è il sole non cresce niente, morimo,
è appunto lo sole dello nostro Salvatore. Questo è proprio illuminato come un paccio. Ecco infatti che è l'ostia tipica con le quattro segni appunto della croce che appunto delimitano la stagione, le stagioni dell'anno. Se capite dove cazzo ci spicciamo qua? Questo lupane, e io vi ricordo che comunque un sacco di feste religiose quando fanno lupane fanno sempre una croce prima che mettono le cose dentro al forno. E questa è una cosa antichissima appunto che proviene dallo stesso praticamente significato. Questo, da come potete vedere, questo disegno qua, questo prevede che si porta le cose delle naziste, però ovviamente è allo contrario, cioè che i nazisti hanno pigliato questi simboli. Quindi diciamo innanzi. L'uvino, questa è un'altra cosa importante, l'uvino, c'è il sangue diventa vino ed è un'altra mitologia che hanno pigliato i cristiani da Dioniso, no? E Bacco, il dio del vino in pratica. Ci vedete, c'è lì giri, c'è sopra culo e trovate praticamente riguardo a Dioniso o Bacco e vedete che a Dioniso per esempio tiene la stessissima storia di Gesù, cioè trasforma l'acqua in vino, tiene 12 aiutanti, eccetera, eccetera, eccetera. Sempre la stessa storia. Fino ad arrivare al mitraismo, no? Qua sono quelli che ci stanno e pigliano la comunione, vabbè. Ovviamente non sapendo manco minimamente che cazzo significa. Qua ti faccio vedere dentro la Bibbia che c'è scritto questo è il mio corpo, prendilo e mangialo. Lo corpo ovviamente è praticamente disegnato con tutte le raggi di sole attorno. Diciamo innanzi, basta questa comunione, mo capite? Quindi il mitraismo è uno dei maggiori dei romani, appunto, che si chiamava Mitra, e tiene la stessissima storia di Gesù, ovviamente, e pur Mitra praticamente era il sole, è la stessissima cosa. E mo capiamo un attimo che significa che Gesù muore sopra la croce. Oh, quando arriva che lo sole si è nasciuto dalle nostre parti e ha finito praticamente l'estate, che succede? Noi si chiama a sentire freddo, arriva novembre, si chiama gli ma tutte le sante perché ovviamente fa freddo e verso dicembre, esattamente al 22 dicembre in pratica, lo sole e di come ci scompare sotto l'emisfero inferiore praticamente della Terra e si dice che muore sopra la croce del sud, qua è scritto Southern Cross, ma è questa qua insomma, sono queste quattro stelle chiamate appunto questo gruppo di stelle chiamate appunto la croce del sud. Quindi ciò significa all'altezza di questa costellazione praticamente lo Sole rimane per 3 giorni per poi nascere diciamo il 25 che sarebbe appunto il giorno di Natale. Detto questo, potremmo innanzi, mo sappiamo che c'è lo Sole more sopra la croce del sud. E infatti Cristo muore sopra la croce. E sappiamo, questa è la simbologia di queste cose qua. Poi ritorna il 25, che sarebbe Natale, e eccola qua, sta croce del sud praticamente, e questa è stata, come dire, affibbiata come nascita appunto di Gesù. Infatti nasce il 25 di dicembre, Natale, no? Dove si fanno tutti i regali, questo è pure Babbo Natale. Scompare per 40 giorni entra la storia, no? E resuscita praticamente a Pasca. E ora ci capiamo il concetto, il simbolismo di Pasca, che significa. In realtà Pasca non significa nient'altro che il ritorno dello sole, il ritorno del sole dalle nostre parti, insomma. Infatti, in ebreo la Pasqua, a parte il fatto che tiene come dire, qualche significato leggermente diverso, la Pasqua in ebreo si chiama letteralmente, perché l'ebreo non ce lo saccio, però la traduzione della Pasqua dell'ebreo significa passa di qua, ci passa di qua,
lo sole postino? No, ovviamente lo sole. Quindi ste passa di qua, cioè si stai vicina e stai secca a tornare l'estate, il momento in cui tutto è più florido, diciamo, e tutto è più è meglio, e tutto, no, diciamo a mare, ne divertimmo, facci caudo, e potremmo spugliare come vogliamo, non ci ma pagare lo gas, non ci ma pagare capito, il riscaldamento, tutte queste cose qua. E appunto lo chiamano passa di qua, noi la chiamiamo Pasqua, ma mi sembra che lo termine suona abbastanza simile, insomma. E infatti Gesù dopo 40 giorni resuscita e torna fra di noi, certo. Lo sole è tornato dopo che ha muerto per tutto l'inverno, lo sole è tornato. Quindi torna dalle nostre parti, questo qua, Gesù, e niente, illumina tutte cose, è la luce dei nostri giorni, insomma, e stiamo meglio, tutte quante, insomma. I fiori crescono. Qua c'è scritto catholic, lo significato di cattolico, che in pratica significa, qua c'è scritto, che include una vasta varietà di cose, che abbraccia tutto. E infatti la religione cattolica fu decisa appunto dai Romani, che diventava la religione, come dire, universale, perché loro avevano capito che con la religione potevano pure conquistare più cose in maniera più, come dire, più effettive, perché, capito? Grazie a Roma, nel 300 qualcosa, diciamo, no, sto tizio qua che si chiama Costantino, appunto, è stato creata la religione cattolica. E da lì ad oggi, insomma, ste crediamo ancora a quelle cose che loro avevano detto che erano a credere. Tant'è che furono uccisi un sacco di cristiani che dicevano sì, ma Dio è Figlio, Padre e Spirito Santo, no? Ma è tutto uno o sono tre cose? E lui dice no, sono tre cose. Ah, ma come fai queste tre cose? Chiedi uno. Cioè, si sterraiavano all'epoca. E, e alla fine sono uccisi un sacco di cristiani che venivano da un giorno all'altro venivano praticamente chiamati eretici, quindi ci facevano un culo, uccidevano, magari pure sopra la croce veramente, li inchiodavano e cessaccio. Anche se uno se legge veramente gli Vangeli scopre che secondo Luca Gesù ha muerto sopra la croce, secondo Matteo o Notro, non ci mi sto ricordo, dice che Gesù ha muerto in peccato sopra bannarlo. Quindi non sapevano manco loro come si mettevano d'accordo come cazzo c'è. Questo è un romano che appunto porta lo simbolo del sole sopra la capo. Voi vedete ancora sopra i libri di storia, ci vedete sto cazzo di cappietto e tiene sempre sti raggi di sole in capo. E tu dici, perché cazzo portavano quei due cappietto così? Semplicissimo, perché c'è sempre l'umido del sole, la venerazione del sole, antichissimo. Sì, qua c'è scritto la via Appia nel 71 prima di Cristo, 6.000 schiavi erano crocifissi sulla via Appia, pensa tu, seguendo il loro leader, il gladiatore degli schiavi, Spartaco. Hai capito? Allora, questi qua sicuramente hanno esistito, che l'hanno inchiodato in faccia la croce, insomma. Gesù non si sa. E questa è l'altra storia di Sol Invictus, che al di là del fatto che è dell'ultimo album delle Fey No More, però Sol Invictus non è nient'altro che appunto Nodro Dio, e Sol ovviamente significa sole, e Invictus significa invincibile. Quindi lo sole è invincibile, ovviamente, arriva sempre, non è che dice oggi lo sole lo megno in terra, no, è impossibile. C'è lo sole comunque arriverà lo stesso, non se ne fottono cazzo di te. E ci le viene con me una sputazza e noi morimo praticamente la terra bruciata come un nulla, insomma. Quindi non siamo niente confronto allo sole, che lo sole veramente ha una potenza immane. E qua ti faccio vedere che c'è pure questo libro qua che parla di Sol Invictus, che era appunto un'altra cosa che si legava anche a Minerva e tutti questi altri dei che i romani adoravano, insomma, e veneravano. Sol Invictus era notro dal quale hanno preso un sacco di cose e le hanno trasformate poi in tale religione praticamente cristiana, con Gesù, Cristo e tutto. Quindi Mitra, Sol Invictus, Cristo, quest'altro qua che stai vedendo mo, Ra, che sarebbe pure Horus, no? Era sempre, si parlava sempre della stessa cosa, l'usole. Qua dice, vede, venerazione del sole nell'antico Egitto.
Qui ci sono alcuni libri interessanti che faccio vedere. E questo qua è Amen Ra. E non è a caso che si chiama Amen Ra, perché Amen e Ra significa sempre la stessa cosa, cioè sole. E tant'è vero che tuttora, anche se, ecco, mo vedi, sull'etimologia, Amen Ra, dio del sole egiziano, supremo dio dell'universo, certo, durante la supremazia tebana, secondo sto dizionario, ok? Quasi abbiamo finito, eh? E questo è lo Papa che appunto all'epoca si portavano un sacco di segnali, diciamo, di simboli del sole. Questo lo tiene addirittura stampato sopra le guante. Da tutte le parti vedete che sono appunto simboli solari. In tre chiese non vi dico, dappertutto, vedi, qua sopra lo sole che da tra sé, è tutto basato su quello, ognuno. Quindi dici, fino a mo' avete creduto a queste cose, mo' almeno quando trasite dentro una chiesa sapete c'è cosa ste guardate, insomma. Però lungi dal chiederlo a qualche prevede che è capace che vi scomunica a vita. Qua vedete c'è l'angelo che ste dice a, credo a Pietro, ste dice no, a dare lo sole, lo ste vede? E vabbè. Diciamo innanzi, queste sono tutte immagini comunque parecchio simpatiche, ma penso che tanto sopra internet potete trovare un sacco di roba a riguardo di sta cosa qua. Questo è addirittura una convention in America dove c'è il Papa e questo è un sole veramente enorme al centro della manifestazione. Tutto passa sotto il naso di chiunque c'è. Ci cazzo se ne futta, no? Di sto sole che sta da mezzo. Secondo loro non significa niente, è solamente un simbolo. Però ci sape, cioè significa quello sole. È ancora l'occulto del sole. Qua infatti faccio vedere il Salvatore è nato, ovviamente con questa roba che trovate anche su un sacco di opuscoli e cose di questo genere. Questa è ovviamente la Madonna con Gesù, con la croce, ma la Madonna è un'altra figura particolare, c'è tutte anche con mitra, no? È nato da una vergine. Che significa sta Madonna qua? Ecco qua potete vedere appunto la Vergine che ste imbrazza lo sole. Più chiaro di così non è possibile. Qui c'è la Vergine perché eh, in quel periodo dell'anno sembra che lo sole venga praticamente fuori dalla costellazione della Vergine. Quindi si dice che il sole nasce dalla Vergine, insomma, tutto là. E io dice, è possibile? Certo che è possibile, anche perché ci siamo hanno dipinto ancora più importante, forse il più famoso, qua. Da Vinci la sapeva longa, ovviamente, no? Questa qua è l'ultima cena. Che succede all'ultima cena? Niente, mangiano. E... Come potete vedere però, c'è una cosa strana, che non c'entrano cazzo con il film di Dan Brown, di Da Vinci, il codice Da Vinci. Non lo so se l'ha fatto in quel film, ma ora ve lo faccio vedere io. Tutti gli apostoli sono divisi in tre, e cioè i 3 mesi dell'anno. Questo in tre, questo è lo sole, cioè Gesù Cristo, questo è uno dei 3 mesi e questo è uno dei 3 mesi. Ora, quanto sono i segni zodiacali? 12 ovviamente, no? E qua sarebbe l'unico segno zodiacale femminile? Sarà mica la Vergine? E anche se gli apostoli sono 12 e sono tutti mascoli. Come cazzo che questa è una femmina? E stai vicino allo sole? Perché appunto sono i 12 segni zodiacali e questa qua rappresenta la Vergine, cioè il segno della Vergine. E questo testa il fatto che Da Vinci la sapeva longa, ma bruttamente longa, la sapeva veramente longa, longa e tosta. Quindi sto dipinto dovrebbe spiegare già parecchie cose.
per non tenere in conto neanche di quelli che stanno in mangiano, che forse l'hanno detto pure intra l'altra puntata, ma in realtà non so se si vede, ma stanno in mangiano pesce. Ci stanno in mangiano pesce perché appunto nell'età in cui è nato il cristianesimo cattolico si dice che siamo entrati appunto nell'età dei pesci. Quella precedente, se non sbaglio, era quella delle ariete e la prossima che verrà praticamente sarà quella dell'acquario. Una passa almeno un centinaio d'anni. E poi saremo in transizione entre la costellazione dell'acquario, insomma, va. Però l'ariete era il penultimo, prima di quello dei pesci, che praticamente quella dove stiamo mo. E prima dell'ariete, se non mi sbaglio, stava l'età del toro, infatti stavano un sacco di tori in tale età egizia, no? Si vedono un sacco di tori perché appunto loro sapevano che stavamo in tale età del toro. Vabbè, diciamo innanzi qua ancora disegni antichi, Gerusalemme, qua lo Papa Nuovo, che è praticamente questa cosa che... C'è questo qua non c'è un sole, guagno, decidimelo voi. La croce delle stagioni sopra e lo sole sotto. Questo è Ido puro che si sconde dietro lo sole. Quest'altro, sempre con lo sole sopra la croce. Ricordate che lo sole è morto sopra la croce. Questo è lo vecchio antico segno egiziano del sole. Qua sempre sole dappertutto, sole, sole, sole. Venerazione del sole, adorazione del sole si chiamava. È un'antica cosa pagana. Questo è un antico dipinto Maya, addirittura. E... Questa è l'idolatria ebrea. Hanno messo lo sole sopra una colonna. Poi dasta un toro, se non mi sbaglio, dasta gemelli e dasta uno scorpione. Ognuno. Queste sono le quattro che hanno scritto il Vangelo: Marco, Giovanni, Luca e Matteo. Sul libro Il Sole nella Chiesa si chiama. Cattedrali come osservatori solari. Qua in India, ancora, sempre in India, qua, sempre lo sole, reda qua e da, questo e da. E vabbè, qua addirittura super antico proprio. Allora, questa è una lista di tutti i figli di Dio, insomma, che hanno avuto una stessa tipo di storia di Gesù Cristo. Quindi vi invito a scendere a Google o entrare in libreria, sperando che non ci trasite entrare in libreria e pigliate fuoco, perché non trasiti a 20 anni, e date un'occhiata a questi nomi, perché tenono tutta la stessa storia di Gesù, non nato da una vergine, hanno fatto lo giro tenono 12 aiutanti, tenono 12 cose in una manna, tenono 4 cose. Comunque Krishna dell'Indostan, Buddha, Salivahana, Osiride, Horus, Odin della Scandinavia, Odino, no? Crite, Zoroaster, Baal, Indra del Tibet, Bali, Afghanistan, Yao, Witoba, Tammuz, Attis, tutti questi qua hanno avuto tutti quanti più o meno la stessa storia di Gesù Cristo. Tutti hanno muerto in quel periodo, alcuni sopra la croce, alcuni no. Mikado, Bedro, minchia Bedro, Jesus o Eros, Thor, Cadmus, Sil, Centaut, Universal, che cazzo è, da, Ishi, l'insegnatore divino di Platone, Foi, Adonis, Prometheus, Mohammed, Ixion, insomma, va. Penso che possa bastare. Ci trovate tutti questi qua, hanno tutti quanti la stessa storia. Un poco di dubbio vanno a venire un poco, no? E pizza. Quindi niente, questa è la storia appunto tradotta in termini intelligenti. Gesù Cristo è nient'altro il corso che fa lo Sole attraverso tutte le costellazioni che dividono praticamente mese dopo mese dopo mese dopo mese.
Lo sole, quindi Gesù, ovviamente il nostro Salvatore, appunto perché lo sole non ci esse e rimanimmo senza sole e morimmo in tra 3-4 settimane. E la terra per farci in culo, diciamo, ad libitum. Non c'è nient'altro da dire, lo fatto che morto sopra la croce proviene da vecchissimi eh, riti pagani, che stranamente sta gente sapeva già com'erano i cieli, insomma. Appunto qui c'è morto sopra la croce del sud, per 3 giorni scompare, poi il 25 dicembre nasce il sole dalla Vergine, perché nasce in tal periodo, nasce appunto dalla Vergine, cioè nasce passando dalla costellazione della Vergine, quindi nasce Gesù, lo sole nasce dalla Vergine, insomma. E poi altri 40 giorni di non si sa c'è con, e poi rinasce di colpo, e di colpo noi teniamo la Pasqua. Tra l'altro la Pasqua non c'è mai una giornata precisa, no? Che si dice oggi è Pasqua, no? E c'è saccio, come lo 25 a Natale, perché è basata sulla luna piena praticamente. Cioè la Pasqua sarebbe la prima domenica, se non mi sbaglio, dopo la luna piena di quello periodo. E questo combacia un po' come con le usanze pure ebree di essere comunque anche legate un sacco alla luna. Però questo poi sarebbe un'altra pinnola rossa da tirare fuori, insomma, quindi lasciamo perdere. Però non stiamo mai un giorno preciso della Pasqua, appunto perché si pensa che appunto dopo la prima luna piena di 2 mesi, riguardante la Pasqua, insomma, solitamente intorno alla metà di aprile, poi arriva appunto la Pasqua, perché ci succede, dopo quel punto è chiaro che lo sole torna delle vanne nuestre. Si è creato la metà del mese grazie alla luna piena e si stabilisce il ritorno del sole. Infatti, appena dopo Pasqua, zeccate a vedere che uno zecca già elimina giubbotti, zecca elimina un sacco di roba, perché se torna ormai lo sole. Anche se fa leggermente freddo, comunque lo sole ormai è tornato, stai a rete vicino a noi. Per arrivare al top del top quando è l'estate. E l'estate poi ovviamente dai proprio il massimo del lookout, eccetera, eccetera. E non ci si fatica, tutte queste cose qua. Vabbè, detto questo, altro non mi voglio che dico, tenete per voi sti pinnoli russi ovviamente, ma ci volete e impressionate qualche amico vostro, dice, nah, se vi dite questa lettura qua di Morpheus, che magari vi faccio capire un attimo dice cosa si... Almeno, insomma, quando trasite in una chiesa sapete che cazzo ste vedete, insomma, va. Che poi, ripeto, qualche coraggioso credente è venuto fino a qua e ancora dice sì, no, ma secondo me sono un sacco di puttanate e Gesù Cristo è morto sopra la croce. È libero di farlo, eh. Ognuno è libero di pensare quello che vuole. Però almeno, quando uno dice amen, no? Quando uno vede una statua o un dipinto, magari quando uno sa che in tempo delle crociate un sacco di artisti, un sacco di intellettuali sono stati uccisi dalla Chiesa, ci sarà pure un motivo, no? Non so quando è che è stato che Papa Giovanni, non lo so chi cazzo era, disse scusa, chiedo scusa al mondo per tutti, no? Tutto quello che è stato fatto in quegli anni. È arrivato dopo 600 anni per la scusa, diciamo, tutte le atrocità che questi qua erano fatte. Quando dici ma perché cazzo hanno fatto le atrocità? Perché stava qualcuno che si permetteva di pensare intellettualmente, diceva ma qua forse la stai dicendo qualche cosa che avete rubato a qualche d'un altro, oppure sta cosa non tiene senso, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, ci hanno provato a uccidere, essendo comunque cristiani, no? Che perdonano tutto, porgi l'altra guancia, tutte queste storie belle qua così. Ci hanno provato a uccidere, ci sarà un motivo. E tra l'altro, giusto che chiudiamo questa puntata, ricordatevi che tutte le guerre mondiali sono fatte fra nazioni che comunque erano cristiane. Un altro pinnolo russo da lasciarvi così pensate un attimo a queste cose qua. Non sto dicendo che mo avete scelto la chiesa e avete pizzicato tutte cose,
Però che dico, almeno quando trasito, quando vi dite qualche cosa, sapete di che cosa si tratta, va?